Benvinguts a Illa Musical. Encetam el mes de novembre amb un programa especial dedicat a la música de la Sardenya dins el marc del Jazz Boller Festival. Elena Leda, amb Rita Marcotuli i el quartet Sunflower varen ser els encarregats d'omplir el Teatre Principal de Palma amb les sonoritats d'aquesta illa, també musical. Dilluru 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 daye dilluru 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 daye dilluru 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 daye dilluru 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 daye duduru duru aduduru duru aduduru duru ai duduru edu totus sonores e totus sonores que vunt in castedo e dillu dillu dilluru dai 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 dilluru 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 dai dilluru 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 dai dilluru 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 dai dilluru 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 dai totus sonores que vunt in castedo e totus sonores e su muise su benidengas a punta de veie dillu dillu dilluru dai 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 dilluru dillu dilluru dai totus sonores de su muise su benidengas a punta de veie dillu dillu dilluru dai 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 totus sonores de su muise su benidengas a punta de veie su benidengas a sabuliada ido musian te vedra vicada e dillu dillu dilluru dai 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 ido musian te vedra vicada ido musian te vedri argentu a centacento ispreve itenga e tutti spremdas che vunt in castedo e duduru a duduru e dillu dillu dilluru dai 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 dillu dillu dilluru dai. Sardenya és l'illa que ha tingut el plaer de veure néixer una de les cantants italianes de més renom al món del jazz, Elena Leda. Aquesta va estudiar oboe i cant al conservatori des de molt petita. Dotada d'una autèntica veu de soprano dramàtica perfecta per a l'òpera, però des de sempre decantada pel cant folclòric de la seva Sardenya natal. Elena ha tret a la llum 6 treballs discogràfics on l'evolució entre ells és palpable. Encara que tenen en comú la música mediterrània, es pot veure clarament l'evolució d'un artista que ha indagat en el més profund d'Itàlia per treure aquest estil perdut en els anys i donar-li un toc actual i innovador. A l'actualitat,
Elena Leda proposa un recorregut sonor que es creua amb les realitats més efervescents del panorama jazzístic i de la nova música popular italiana, acompanyant-se per a l'ocasió d'una de les més extraordinàries pianistes de jazz de l'escena italiana, Rita Marcotulli. Al costat d'Elena, el seu inconfundible sextet proposen commovedores i precioses cançons cantades a llengua sarda, que transmeten la passió de la cantant per la seva terra. Un treball d'extraordinària intensitat de mescla d'antigues músiques i recents estils que fan d'aquest un projecte únic una mica emocionant. I això és el que van poder veure en el concert que va oferir al Teatre Principal de Palma en el marc de la 7ª edició del Jazz Boller Festival, on van poder veure com a aperitiu al seu concert el quartet Sunflower, una jove banda nascuda en el 2005 amb un treball discogràfic a la seva esquena, Fratale, un disc ambiciós que barreja cultura mediterrània amb Amèrica Llatina, swing i samba. Un treball que revela la gran passió del quartet per la llengua portuguesa, italiana i anglesa, testimoni d'una gran obertura expressiva i de profunda recerca entre sons del món en constant moviment. Ciò che dirà non mostrerà mai altro che l'austerità. C'è nelle sue mani argento le lacrime, schiava lei di noi, carnefici e vittime, regina per noi.
mocador dei vaixells va saludant sa ponent, va saludant sa ponent, va saludant sa ponent, va saludant sa ponent. Les oliveires al vent, antiga boira del cel, de papallones de verds, des de Mallorca a l'Alquer, és mocador dei vaixells, va saludant sa ponent, va saludant sa ponent, va saludant sa ponent, va saludant sa ponent. Desde Mallorca a l'Alquer, la lluna diu cada nit es mor la mar lentament, es mor la mar lentament, es mor la mar lentament, es mor la mar lentament. El sol espansa els matins, el foc avança rovent per les muntanyes que veig des de Mallorca a l'Alquer. La lluna diu cada nit es mor la mar lentament, es mor la mar lentament, es mor la mar lentament, es mor la mar lentament. Avui s'agafen les mans, i avui s'agafen les mans, i avui s'agafen les mans, i avui s'agafen les mans. Des de Mallorca a l'Alquer, és mot que canta la gent, vives paraules que entens, que tots parlam els mateix. És mot que canta la gent, vives paraules que entens, que tots parlam el mateix. Vives paraules que entens, que tots parlam el mateix. I avui s'agafen les mans, i avui s'agafen les mans, i avui s'agafen les mans. Des de Mallorca a l'Alquer, és mot que canta la gent, vives paraules que entens, que tots parlam el mateix. És mot que canta la gent, vives paraules que entens, que tots parlam el mateix. Vives paraules que entens, que tots parlam el mateix.
gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gràcies. Per començar, ens pot explicar com serà l'espectacle d'aquesta nit? Lo spettacolo di stanotte è uno spettacolo che prende spunto dagli ultimi lavori, dai lavori degli ultimi dischi, lavori discografici che abbiamo fatto insieme a questo gruppo di musicisti, dal 2005 con Amargura, poi un lavoro che si chiamava Rosa Resolza, poi un live e poi l'ultimo Cantando a Deus che è interamente dedicato al canto sacro. Tutto questo con questi straordinari musicisti e con una delle più grandi, forse la più grande pianista jazz italiana che è Rita Marcotulli. Quina opinió té de la seva convidada d'avui, Rita Marcotulli? Lavorare con Rita nasce la nostra avventura musicale prima come un'amicizia. Tanto tempo desideravamo lavorare insieme perché comunque lei è una jazzista jazz, ma una jazzista jazz molto particolare che non ama, cioè non crea steccati, barriere di tipo, cioè il jazz è una parte o la musica popolare. Lei è una musicista che può suonare di tutto, quindi era facile per noi collaborare. Partendo anche dal fatto che la musica popolare e la musica jazz partono dagli stessi punti, cioè delle strutture molto rigide però con la improvvisazione che accomuna i due mondi. I vostè che n'opina d'Elena Leda? Ma secondo me, io dico sempre che la cosa più importante nella musica è l'originalità, no? Perché nel jazz sicuramente la musica è bellissima, una musica che è nata in America, ma poi c'è stata una fusione, era una contaminazione, quindi la cosa più importante per me è sì, il linguaggio jazz, ma l'originalità, no? E Elena sicuramente è una delle cantanti secondo me più originali in Italia. Io amo molto la musica sarda perché trovo nella Sardegna una cultura musicale che forse in Italia è l'unica, no? E quindi quando c'è qualcosa di vero e di originale io sono sempre pronta a suonare e Elena per me è Elena, non esiste un'altra Elena. En quin moment es troba el jazz a Itàlia? Ma è un momento buono come in Europa, cioè ci sono moltissimi, i festival aiutano tanto alla divulgazione del jazz, ma il problema non è tanto del jazz, il problema della musica, bisognerebbe parlare un po' dello stato della cultura nel mondo e in Italia in particolare, è un momento di grandi tagli alla cultura e quindi si privilegiano i grandi eventi a discapito della cultura reale, ma comunque anche nei momenti di difficoltà se i musicisti esistono, resistono sempre e il nostro motto è sempre resistere. I ja per acabar, quina opinió li mereix el Jazz Boyer Festival? Beh, è bellissimo, per me è la prima volta a Palma de Mallorca, la trovo una città straordinaria, bellissima. Domani mattina fortunatamente avrò un po' di tempo per riuscire ad andare a vedere poi la parte vecchia anche. E sono molto contenta e onorata di essere qui e con Elena e quindi speriamo di tornare. Beh, è stata una sorpresa, non che non mi aspettassi che fosse importante, però sai, un'isola piccola come la Sardegna, cioè, pensavo fosse invece un festival molto importante, e poi in un teatro così prestigioso è molto, molto bello, sono veramente felice. Io ero venuta solo un'altra volta a Mallorca, a Palma, per un festival di musica mediterranea, sono felice di essere qui in questo festival che mi pare che devo ringraziare appunto perché ci hanno invitato e siamo felici di essere qua. Su casa mia canto pindagare pianto lacrimas de oro non ti pagherò merede non si piacere e sa me chi sana da te in questo amore per una notte via
so su destino d'oro. Siamo sazzente chi anda e che non si passare mai. Crasta e vento gretao sopra su masso d'oro. In quest'amore per una notte via, mira in questo soggioso destino d'oro. Pizzo de Spagna sa si intragna schiso e saria sua Medoliana spruscalana zeiana sinsaiata tua. Una o che prova mia, su passo do sopra su meu, canta sospirando spinta, sonoso e colore, simmanoso in pes. Tutto schino un po' di all'urda, correrà si sfreno, so sentidos mio. Pesa, e non ti firmes solo meu in te. Sona, ca questo tempo schino cale bruso. Caso di sizzo e spizzo e naschito e sasnara sua. E noi siamo Susano Calano, meres de sa musica. Sopra so scarro l'empala, rusco de sa storia, che in sospiros pintados del me, e sojos delle Africa. Pizzo de Spagna sa si intragna, schiso e saria sua madre. Stanotte in su rientro sostengono che a noi. Bene mi mano pues luego manzar nuestro amore fue. Pesa, una o che prova mia, su passo do sopra su Grazie. I fins aquí, aquest especial dedicat al Jazz Boiler Festival. La propera setmana tornarem amb el gospel de The Campbell Brothers. Així que, amics, ja ho sabeu, una nova cita musical en 7 dies, aquí com sempre, a la televisió de Mallorca. Fins aviat.